Le zone dove abbiamo segnalazioni che se pratica il bracconaggio noi saremo sul posto. Occhi elettronici contro il bracconaggio, quelli di 3 fototrappole e quelli di un drone. Alla vigilia dell'apertura della caccia, il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni ha donato alle guardie zoofile dell'ENPA nuovi strumenti per contrastare gli illeciti dei cacciatori e il bracconaggio. Ben 248 nella stagione venatoria 2017 le denunce penali in Veneto. Io credo sia molto importante per questi volontari che hanno un'altissima professionalità, sono molto bravi e molto impegnati nel territorio, dotarli anche dell'attuale tecnologia utile a individuare bracconieri e chi va a caccia e viola le leggi. Tutto quello che viene registrato nel momento in cui noi abbiamo una segnalazione penale sarà utilizzato a processo e quindi per noi è importantissimo perché noi potremo stare tranquillamente in macchina seduti a controllare sui video cosa succede. Adesso ne abbiamo abbastanza per poter controllare una parte importante del territorio. La fascia pedemontana, quella in cui nidificano uccelli migratori e specie protette, quella maggiormente monitorata. Anche nel Trevigiano, dove le guardie ENPA operano da 2 anni. Stiamo lavorando per di più su gatti impallinati ad esempio o feriti da balestre, stiamo operando su quello e adesso ci stiamo attivando appunto grazie alle fototrappole anche per bracconaggio e volatili. C'è poi la violenza, anche questa crescente, contro animali domestici presi di mira da cacciatori, come dimostrano i pallini ben visibili dalle radiografie, o da individui semplicemente sadici. Gatti impallinati, cani sparati, quindi veramente il numero è altissimo perché chiaramente la gente che va a caccia non vuole essere disturbata e quindi molti di loro non la vanno per il sottile, loro sparano e quindi eliminano il problema.